Quest'anno inizieremo praticamente stasera con la manifestazione Venera Villa giunta alla 17ª edizione, dove ci saranno degli spettacoli musicali, in più degustazione di prodotti tipici siciliani. Io mi riaggancio alle belle parole di Don Gerlando e faccio un appello pubblico al buonsenso per rispettare le regole che la Questura ha voluto in materia di ordine e di sicurezza. Quindi evitiamo degli estremismi, lo dico a tutti i devoti, a tutta la popolazione agrigentina. Noi faremo il nostro, la polizia, la Questura in particolare farà il suo, quindi viviamo sempre, come dice Don Gerlando, un momento gioioso di festa, di preghiera e poi alla fine, come si dice qua da noi, viva San Calogero. Ma secondo lei è possibile questo? La passione, la tradizione, la fede dei religiosi, delle famiglie, sicuramente, insomma, mi sembra un po' difficile che queste regole vengano rispettate anche durante tutto il percorso che il santo farà nella città. Io, come sempre rappresentante dell'associazione portatori, dico che il voler bene a San Calogero significa anche questo, rispettare le regole che sono alla base di tutto. Noi siamo gente di legge, gente di fede e quindi secondo me gli agrigentini capiranno e rispetteranno quello che ci ha prescritto la Questura. Non vedo il perché non debba essere rispettato, sono semplicemente delle prescrizioni che sì vanno magari contro quella che può essere la tradizione che abbiamo, ma di certo il buonsenso è di gran lunga superiore, anzi il buonsenso misto al cuore. Beh, il fatto di non salire sulla statua già c'era lo scorso anno, quindi voglio dire, sì, siamo un po' abituati a questa cosa. Forse l'uscita del santo è quella più... No, ma va bene. Allora, il questore ha usato un termine bellissimo che a me è piaciuto. Noi 18 membri del direttivo, di cui mi onoro di far parte, ha usato questo termine. Voi avete un sex appeal nei confronti di tutti i portatori, ok? Quindi, come l'anno scorso l'abbiamo usato, anche quest'anno sarà di nuovo usato. Quindi i portatori, ve lo posso garantire, che rispetteranno le regole che ci ha imposto, che dice la Questura sempre in materia di ordine pubblico e di sicurezza. Quindi il buonsenso degli agrigentini prevarrà su tutto e quindi ci appresteremo anche a perché sono state tantissime gli apprezzamenti l'anno scorso. L'anno scorso sono stati tantissimi gli apprezzamenti dei fedeli che dicevano finalmente abbiamo visto ordine e soprattutto abbiamo visto la processione dall'inizio fino alla fine. Quindi dico, alla fine si può fare, non sono cose drammatiche. Ecco, la cosa bella è che il santo incontra la popolazione, che il santo cammini per le vie della nostra Agrigento. E poi mi permetto di dire che San Calogero, con la sua faccia bella, sorridente, dà quel senso di benessere, di gioia a parte di tutti, e quindi anche il salire là sopra e non vedere quella bella faccia era una cosa che andava a regolamentare, ed è stato così. Quindi siamo tutti compatti e aspettiamo domenica con grande entusiasmo. Parteciperemo alle Sante Messe con cura delle raccolte e di quant'altro. Abbiamo degli appuntamenti che ogni sera. La cosa che mi piace ricordare alle agrigentine è l'accensione dei flambeau durante la sera, dalla Dolorata a salire. C'è stato un momento l'anno scorso che pregavamo le persone di prendere i flambeau e si rifiutavano. Io dico, quest'anno ci saranno degli organizzatori che in modo gratuito, assolutamente gratuito, daranno questi flambeau. È bello camminare con San Calogero in mezzo ai suoi agrigentini e con una luce che illumina il percorso. Questo a me ci tengo. Ci saranno le corde che serviranno per trainare il carrello. Scusa,
diciamo che si rifà tutto come gli anni passati.